Buongiorno cari amici di Calcio Napoli 24 TV e benvenuti al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa di questo mercoledì 19 ottobre, una settimana che ci prepara così alla sfida tra Roma e Napoli, una settimana senza impegni di Coppa che porta così il Napoli a preparare la settimana tipo per la sfida con i giallorossi. Quest'oggi i giornali sono particolarmente concentrati su quelle che possono essere i recuperi in casa Napoli, vedi quello di Anghissà, ma anche molto diciamo che ruota attorno alla figura di Spalletti in particolare. Anche i quotidiani nazionali cominciano così a sottolineare quelli che sono i meriti del Napoli, in particolare della guida tecnica. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani sportivi partendo dalla Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport col taglio centrale dedicato al Milan, Leao, profumo d'intese, riferimento e al vertice per il rinnovo. Taglio alto invece la signora si copre, Juve subito Pedraza e poi la dica Pavlovic. Già si entra così in un clima di calciomercato e di rinforzi per le squadre che adesso insomma, si ritrovano a fare i conti con qualche difficoltà. Andiamo a vedere invece la prima pagina del Corriere dello Sport col riferimento al taglio centrale della sfida tra il Napoli e la Roma, e quindi tutti i riferimenti della sfida che riguardano Mourinho e Spalletti. Ricordiamo, Spalletti non ha praticamente mai vinto contro le squadre di José Mourinho, memorabili insomma le sfide tra Inter e Roma. Roma-Napoli da scudetto nel segno di Mourinho e Spalletti, special derby, questo è il titolo del taglio centrale. Il portoghese tiene in alto i giallorossi a dispetto degli infortuni, il toscano stupisce l'Europa con le magie di una squadra perfetta, sono loro i protagonisti in Serie A. Andiamo invece a vedere la prima pagina di Tutto Sport. Ovviamente il taglio centrale è dedicato alla Juventus e parte al Torino. Pogba, obiettivo Benfica, il riferimento è il ritorno di Pogba, che è tornato ad allenarsi in gruppo e punta il PSG e sogna Lisbona. Che felicità! E venerdì nella Juve Anti-Empoli può esserci qualche minuto anche per Chiesa, taglio alto, il Torino sa pure far gol, il riferimento ovviamente all'impegno in Coppa Italia che ha affrontato ieri il Torino. Nel taglio basso, rinnovo Leao, Milan sprint fra gli ostacoli. Andiamo però subito sul portale di calcionapoli24.it con Don Page, il primo piano dedicato al recupero lampo di Anghissà contro la Roma. Andiamo a leggere nello specifico cosa ci dice il Corriere dello Sport. Le possibilità che Anghissà possa essere della gara di domenica contro la Roma ci sono, ma serve cautela. Le sue condizioni verranno monitorate con grande attenzione a partire da oggi. Spalletti vorrebbe il centrocampista a disposizione per una gara molto importante contro un avversario molto ostico. Tuttavia in questo momento nel Napoli la parola d'ordine su Anghissà è non rischiare. Solo se le risposte ai vari test fisici saranno buone, allora la chance di convocazione avrebbe un'impennata pazzesca. Dall'argomento recupero Anghissà si passa al rinnovo di Lobotka, notizia che è stata rilanciata ieri da Gianluca Di Marzio e ripresa quest'oggi dal Corriere dello Sport. ADL concede una particolare opzione a Stanislav sul contratto. Andiamo a leggere cosa ci dice il Corriere dello Sport. Il contratto fino al 2024 sta per essere rinnovato. Il management è stato a Napoli la settimana scorsa e ha dato senso a tutto ciò che ADL e col management si erano sussurrati a telefono. Hanno stabilito un accordo che li porterà insieme fino al 2027 con un ingaggio vicino ai 3 milioni. A Lobotka andrà un premio alla firma di un paio di milioni e per il futuro, se lo vorrà, potrà pure regalarsi una quinta stagione come stabilito dall'opzione concessagli ad una cifra lievemente inferiore da quella che maturerà
adesso. Andiamo a vedere la notizia successiva. Si parla dunque della figura di Spalletti, lo si fa anche attraverso alcuni personaggi del mondo dello sport come Sabatini, che diciamo ha lavorato anche con lui ai tempi della Roma, e dice: Spalletti sottovalutato dal calcio italiano, il suo Napoli gioca in ipnosi, invidio Giuntoli per questo motivo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Il Napoli è una squadra europea da considerare tra le più forti, il cocktail tra ciò che ha fatto quell'allenatore stellare che si chiama Spalletti e quello che ha saputo fare una società coraggiosa come poche. E via di seguito, insomma, le altre dichiarazioni di Sabatini su Spalletti. Andiamo invece a vedere in proiezione Roma e la sfida Roma-Napoli. Il Corriere dice che Mourinho sta studiando alcune mosse per ingabbiare Lobotka. Di fatto, secondo il Corriere dello Sport, Mourinho virerà per il 3-5-2, davanti non ci sarà Belotti, bensì la coppia formata da Ebram e Zaniolo. Magic sarà il fulcro della difesa, con ai lati Pellegrini e Cristante per limitare Lobotka. Mourinho sta pensando ad un pressing offensivo degli attaccanti sul regista di Spalletti, con in seconda battuta Pellegrini. Vedremo se questa soluzione sortirà gli effetti sperati, ovviamente in riferimento a Matic. Mentre invece la Gazzetta dello Sport diciamo sottolinea quelli che sono i meriti di Luciano Spalletti in questo inizio di stagione. In una classifica allenatori più bravi d'Europa spunta anche il nome di Luciano, quindi è certamente d'orgoglio, motivo d'orgoglio per il nostro paese. Al 18° posto c'è Roberto Mancini, CT della Nazionale. Alla posizione numero 23 c'è Giampiero Gasperini, mentre Luciano Spalletti lo troviamo al 27° posto, Simone Inzaghi alla 41esima posizione, seguito da Roberto De Zerbi. Alla 46 c'è Vincenzo Italiano, Sari si accomoda al posto numero 49. Questa è una classifica, una gradatoria europea. Andiamo invece a vedere Repubblica, che ci dà alcune informazioni importanti sul recupero di Anghissà. Difficile vederlo in Roma-Napoli, diciamo 2 azzurri in preallarme. Da oggi il Napoli si rimetterà al lavoro a Castelvolturno dopo 48 ore di vacanza e Spalletti aspetta notizie da Anghissà, che potrebbe bruciare le tappe della sua convalescenza e tentare un recupero record, anche se le speranze di riaverlo a disposizione già domenica all'Olimpico sono per il momento ridotte. Ndombele e Demme restano quindi in preallarme per il centrocampo. Gazzetta invece ci parla di uno Spalletti che è stato molto vicino al Chelsea, a sedere sulla panchina dei Blues. L'ex padrone Abramovich cambiò idea all'ultimo minuto, quindi Gazzetta ci regala questo retroscena in cui Spalletti era un passo dalla firma con il Chelsea. Era l'anno 2008 quando il tecnico arrivò al secondo posto dietro l'Inter, all'epoca allenata da Roberto Mancini. L'ex padrone dei Blues Abramovich era molto stuzzicato dall'idea di prendere Luciano, salvo poi ripiegare, si fa per dire, su Carlo Ancelotti. Andiamo invece a leggere altre informazioni per quanto riguarda il rinnovo di Stanislav Lobotka. Prosegue la trattativa quinquennale con incentivo alla firma. Ce lo dice il Corriere del Mezzogiorno. Lobotka è un giocatore fondamentale per il Napoli, che infatti sta andando avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2027, con opzione per un'altra stagione. Lo stipendio toccherà quota 3 milioni di euro con i bonus, l'attuale ingaggio è di 1,8 milioni, ed è previsto anche un incentivo alla firma di 2 milioni di euro. Alla base di massima dell'accordo è stata raggiunta nell'incontro con il suo entourage ad Amsterdam. Le parti sono a lavoro per mettere a posto alcuni dettagli. Repubblica invece, notizia successiva, mette in risalto la media goal del Napoli tra Serie A ed Europa, ovvero Champions. Il Napoli risulta meglio di Bayern e City. Andiamo a leggere il dato.
Il numero perfetto è 3 e il Napoli lo ha sottoscritto finora con un'impressionante puntualità. Ogni 90 minuti di media alla casella dei gol segnati, sommandone 42 nelle prime 14 partite ufficiali giocate in questa stagione tra Serie A e Champions. È una statistica inavvicinabile per le altre squadre italiane in Europa. Hanno saputo fare meglio rispetto all'inarrestabile reparto offensivo di Luciano Spalletti. Solo 2 corazzate, Bayern di Monaco e Manchester City, che però hanno fatto la voce grossa sotto porta, soprattutto nei rispettivi campionati. Gli azzurri stanno primeggiando invece con la stessa capacità realizzativa in campo nazionale e internazionale, grazie ad un attacco che si è rivelato quasi inarrestabile per la maggior parte delle rivali, maltrattando nella stessa maniera i top club Liverpool e Ajax e le provinciali che si sono trovati sulla strada di Kvaratskhelia e compagni, ultime in ordine di tempo, Cremonese e Bologna. Andiamo a leggere l'ultima notizia di questa rassegna stampa. Gazzetta ci dice che Spalletti è uno dei pochi a non aver mai sbagliato una stagione. L'essere stato fermo 2 anni gli ha dato entusiasmo. Gazzetta scrive: Luciano Spalletti non è indecifrabile, dietro ogni parola, ad ogni sfuriata, alla testa sbattuta sul tavolo nelle conferenze, agli occhi sgranati, c'è un uomo, più ancora che un allenatore, geloso del proprio lavoro, del proprio impegno, del proprio studio, di una ricerca che non si interrompe. Il suo apparente tormento, in cui si muove invece benissimo, è il modo per tranquillizzarsi, appagando se stesso e la sua voglia di avvicinarsi all'impossibile idea della perfezione. La verità è che Spalletti non sarà l'unico, ma è tra i pochissimi a non aver sbagliato mai una stagione, da Empoli a Udine alla Roma, allo Zenit San Pietroburgo, dalla Roma all'Inter, per arrivare a questa esperienza di Napoli. E verrebbe da dire che non ha sbagliato neppure a star fermo 2 anni, aspettando di ricaricarsi per poter tornare con lo stesso entusiasmo di prima. Queste erano le notizie nella rassegna stampa di oggi, 19 ottobre. Si conclude qui il nostro appuntamento e vi rinnovo invece l'appuntamento alle 12 con Calcio Napoli 24 live con Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.